Buonasera a tutti, Visti TV, il telenovela di oggi, di è primo di Vreaglio, domenica, due messa e 26. Spero che non abbia problema di audio, caso vedete il microfono non fa comportarsi male. Boh, e purtroppo non mi è arrivata la diretta e non posso controllare. Ai ai ai. È una diversa. Per piacere segnalatemi se va problema di audio. Eh, andando bene, dai. Bene, entriamo diretti in merito della die, come si presenta, non ho fatto in tempo da farsi la sopra a fotografare, quindi questo è su che lo è, va attaccato il tratto del biaitino e esatto è cuculato, insomma, si presenta di voi. E dimo di non era su Saravallo, o non era messo coculato un po' belle che tutte le die, un pacchetto di acqua l'ha fatta prima, ma non ne dia deve fare che razzo dia deve restare lì asciutta, coculato di su tutto verso tra 7 e 8 e poi tornate un pacco a scaricare, a spalazzare, però poca roba. Vediamo scrasa, crasa l'11, 11 gradi temperatura massima, chi invece minima, meso coculato vino a sassa 2, che incarchi murinedda verso mezzodì e poi resta coculato poi sul resto del sadie. Però come si vede, martedì, mercoledì, giovedì, che Napoli, sabato, domenica, lunedì e martedì tutto appa, cioè appa si chitta, poi tutto si chitta, insomma, anzi fino a martedì si chitta inveniente. Quindi abba e abba e abba. Intanto bella nuova, si arriva sul campo sportivo e Vittese ha visto 3-1 che su botti da Indovole su botti da. Andiamo in vantaggio al 15esimo con la rovesciata di Meloni, ma veniamo raggiunti da Letizia al 25esimo nel secondo tempo. Premiamo sull'acceleratore, Calvisi e ancora Meloni mettono al sicuro il risultato. Forza Vitesse! Se non peccato che non bisogna c'è la registrazione di tutta questa spartita inicolata a storia, però insomma purtroppo a comandare non comandata l'assente, comandano a pacco pacca spessone di chi si assume la responsabilità di impedire chi ha fatto questa registrazione. I te contasa la muzzere di Bustiano de Broccale, mastra di scuola e mamma di Castellina, ha donato un relotto di Puzzacca a Saizola e netta pure che gli Giovanna de Broccale, sorella di Peppino de Broccale, posa cresima, come si regalata sul femmina, spero no, sul femmina, ma Giovanna è stata Giovanna ha recito un relotto di Puzzacca. Giovanna se nevina e dunque in funneda non lo queria tapponere, ma assai l'hanno convinta e se l'ha posto in Bussaca per no, pure in Bussaca fatto nel baglio e legato a chi su con un cordonito o una catena alla canzone ora dal due a scosa sa vita procusto varto non ha fatto critica ed essa critica nel venita a scrivere
su poeta Battore Masuri, chi assistante battessi tu una poesia che salvo qualche falta naraia goi. Cioè, chi mi l'ha contata l'ha mentaiata, ma potete dare chi va a chi frase, chi non so più esattamente gai. Oi è conto nuovo mananato, è un attimo vurgu, chi è il versito, vurgu è vulgata, insomma, noi in italiano. Contra a sonore tuo esagerato e schittilar bene custodito, su chi t'ha bonesa regalato, de critica vitale ti è servito, canno t'han visto con su cordonito, deve legare l'orellozzo, fino a sostuoro, non fa nananato male, che ti scritto da este lo dimanda da Giovanna del Brocale, sa catena dalla iucche può segnale, masurellozzo non si si veste. Questo è un grande poeta, Battore Masuri, metabeffero, ironico, complimenti a Battore Masuri. Bene, 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 andiamo da innantesi e vamos borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Avviso, si informa la cittadinanza, comune di Biti naturalmente, che è possibile presentare istanza per accedere alla borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie per l'anno scolastico 2025-2026. Per poter accedere alla borsa di studio è necessario essere iscritti e frequentare l'anno scolastico 2025-2026, una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale, eccetera, eccetera, appartenere a famiglie il cui indicatore ISEE praticamente rientra nella soglia di 14.650 euro, compilare il modulo di domanda, presentare la domanda al comune. La domanda può essere presentata anche a mezzo posta elettronica, e poi per tutta la modulistica chi è interessato insomma andate a comune a pettire oppure che lo posso mandare finanzioso il modulo, ecco, così per caso vi interessa. Bene, e cominciamo diretto qui sa prima pagina della Nuova Sardegna. Spero che il soggetto intenderne bene. Droga, armi e tecnologia, la mala 2.0 si evolve. Il PG patronaggio, resistono le faide protette dall'omertà. Riferita a Sardegna naturalmente. Poi Cagliari a valanga, chi su appunto ha visto la 4-0. Poi Galo, strade da incubo, i sardi perdono 85 milioni all'anno. Locatelli, i mufloni, era solo una battuta che l'università probabilmente vabbè, non so, i mufloni, l'animale più diffuso è sicuramente l'ervecchie, ma poi va il lischi che all'estero l'animale più diffuso, consideriamo l'animale viene da rossori che probabilmente va più soli che schino ervecchie. E va bene, andiamo da innantisi, no, invece la prima pagina dell'Unione Sarda e non questa è andata a finire. Vabbè, non che la so idea. E entriamo quindi, l'andiamo a sapere dopo, che Renaschi l'ha caricata in maniera sbagliata, ma non veste. Vabbè, l'andiamo a sapere dopo. Intanto entriamo in un articolo che non riguarda nell'archivio storico un pezzo di Atene sarda, tra le carte, gli atti di battesimo di Sata, Deleda e Asproni, nella biblioteca 8000 volumi. E nos interessa che il direttore di questa biblioteca, Don Bitti, Don Gianni Bitti, e come vamos a giocare lucente in questa biblioteca veste Ivana Dettori. Vai Ivana Bandino, scusate Dettori, okay. Ivana Bandino, responsabile della biblioteca diocesana, che intervistata aggiunge: abbiamo circa 8000 libri, partiamo dal 500 per arrivare ai giorni nostri. Premette Ivana Bandino: senza dubbio è curioso sapere che la nostra biblioteca ospita un'edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni di fine 800, poi c'è pure un libricino di protesta sull'edificazione a Roma della statua per Giordano Bruno. Se parliamo di Sardegna invece c'è una vasta sezione
qualche chicca locale, la dimanda su giornalista. Ho trovato un'edizione di Sossinnolo di Michelangelo Pira con la fascetta dedicata al vincitore del premio Thieli. Sono libri che non si trovano più in commercio, dove addirittura è difficile ritrovare le ristampe. Quindi abbiamo dei libri che non sono stati più pubblicati e ristampati, ma che nei nostri spazi potrebbero trovare una nuova vita e una nuova luce. Seguimos ocupando dei danni un intero piano ricco di fascino, storia e aneddoti, oltretutto in pieno centro, luogo ideale per abbracciare il passato, ma al tempo stesso per imbastire presente e futuro di una città abbonata ai nomi illustri. Nel nostro archivio abbiamo gli atti di nascita, di morte di personaggi di spicco della cultura della società nuorese, esordisce Mariangela Deide, responsabile dell'archivio storico. Suggestiva novità inaugurata ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele 5 dalla diocesi barbaricina. Ci sono gli atti di battesimo di Grazia Deledda, di Giorgio Sproni, di Sebastiano Satta, e quindi una bella iniziativa, e appunto complimenti a Ivana Bandino pro insomma l'incarico chi non è stato l'incarico del Pacucone, insomma questa stessa Unione Sarda. Poi lo vediamo fuori Sa Nuova Sardegna, però non so, evidentemente non è s'ordine questo conservatorio guarda al futuro e apre le sue porte a tutta la città. Andrea Vivaldi, nuovo direttore, sabato si inaugura l'anno accademio del Museo del Conservatorio del Sassari. In un mostreranno in ballo il Conservatorio del Sassari, in un dana un premio a Daniele Cossello. La sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven è l'Akademisk Overture per una festa accademica di Johann Brahms apriranno l'anno accademico 2025-2026 del Conservatorio di Sassari, con la cerimonia ufficiale che si terrà sabato prossimo alle 18 al Teatro Comunale. La serata, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, prevede anche la consegna del riconoscimento, una sinfonia per assegnare quest'anno a Daniele Cossello nella foto, fondatore storico componente del tenore Emanuele Locu di Pitti. Ci sono partiture che non passano nel tempo, lo attraversano e attraversandolo lo misurano. La quinta sinfonia non è un monumento ma un organismo che respira e lotta, cioè per riferimento a Daniele, spiega il direttore dell'orchestra Andrea Barizza. Durante la cerimonia sarà inoltre consegnato il premio Una sinfonia per, destinato ad una figura di spicco nel mondo della cultura sarda che ha dato lustro all'isola nel mondo. Il riconoscimento è stato assegnato quest'anno a Daniele Cossello, fondatore nel 1974 del gruppo tenore Emanuele Locu, di cui è stato fino al 2023 Ocche e Mesuocche, voce solista e mezzavoce, classe 1932. L'artista sarà presente al Comunale per ritirare la pergamena nelle mani della prefetta di Sassari Grazia Lafauci, che ha presieduto la commissione nominata dal presidente Ivano Lai per l'assegnazione dell'onorificenza IAI, scusate, Ivano IAI, non Lai, IAI. Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione, massimo 3 biglietti a persona, al bollettino del teatro comunale, che resterà aperto nei giorni 4, 5, 6 febbraio dalle 17 alle 20. Il concerto sarà riproposto domenica 8 febbraio alle 18 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, ad ingresso libero e gratuito. Dicemos, y dimos que sono anni los commentatori, buonasera a tutti, si sente a tutti. Bene.
si sente bene. E quindi andiamo da innanzi, complimenti a Daniele, che ha meritato questo premio, veramente meritato, è un personaggio che ha fatto veramente storia del suo tenore. La diocesi, torniamo dal suo articolo, appunto, che è da quello che Ivano ha detto, Bandino, la diocesi riapre al pubblico l'archivio storico e la biblioteca. Cerimonia di inaugurazione nella palazzina di Piazza Vittorio Emanuele. Il vescovo Antonello Mura: non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, Inoche presente quindi da una parte i documenti storici, gli originali raccolti nei secoli dei secoli, dall'altra libri, saggistica in particolare, catalogati e sistemati negli scaffali. L'archivio e la biblioteca diocesani riaprono al pubblico. Dopo diversi anni di attesa, il vescovo Monsignor Antonello Mura ha inaugurato ieri mattina i nuovissimi spazi ricavati nei locali della Piazza Vittorio Emanuele, a 2 passi dalla Curia e dalle redazioni dell'Ortobene di Radio Barbagia. Cerimonia sobria, semplice, in un momento di preghiera con le autorità presenti, il sindaco Emiliano Feno, e poi diversi sacerdoti, compreso lo storico direttore che per anni ha guidato l'archivio, Don Gianni Bitti. Poi dall'altro personaggio, Mosè Marsia, ha detto di passare la parola ad Ivana Bandino, responsabile della biblioteca. Quindi Ivana Bandino, responsabile della biblioteca. Andiamo già innanzi, Bado e Carlos, 41 bis, rischio infiltrazioni con il territorio. L'avvocato Angelo Merlini: non ripetiamo gli errori del passato. Purtroppo questa è veramente una cosa incredibile, questo adesso 41 bis. Trampianto di staminali, l'ematologia nella rete UE. Guardate a vedere i costi ospedali di Nugola, Pia se ne raiona bene, Pia se ne raiona male, però va fatto sui fatti di chi commenta i costi in un bel tocca della raionale bene. Un riconoscimento di altissimo profilo per l'ematologia, 100 trapianti di midollo osseo dell'SL3 del San Francesco di Nuoro, diretta dal dottor Angelo Palmas, e di conseguenza per tutto l'ospedale questo riconoscimento. La lunga storia del programma trapianti di cellule staminali omopoteiche, iniziata nel 1992 e culminata con l'ottenimento della certificazione del Ministero della Salute, in particolare del Centro Nazionale Trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità e Centro Nazionale Sangue per il programma trapianto di cellule staminali emopoietiche. Nello specifico, la certificazione riguarda il programma trapianti singolo adulti di cellule staminali omopoietiche. In Sardegna la stessa certificazione era stata in precedenza accordata all'ematologia dell'ospedale oncologico di Cagliari. Complimenti quindi a chi ha travagliato a questo merito. Allora, acqua, serve un coordinamento, che come Celentano in Siniscola e T4 è invidioso chiaramente, adesso scrivo già interventi, e seppur risposta a andare scarichi cosa. Appello ai comitati del segretario socialista Celentano. La baronia conta vari comitati di cittadini impegnati sull'emergenza idrica e sulla qualità dell'acqua potabile, una richiesta sotto il piano sociale per il presidente regionale del PSI, Rocco Celentano, che dice: rappresentano una risorsa preziosa perché tutelano la salute dei cittadini, il territorio e settori fondamentali come agricoltura e turismo. Diventa indispensabile creare un coordinamento unitario e costituire un fronte comune di confronto con la regione. Magari chi dice era rappresentante, no? Celentano è di scrittura, Maria Neves. Nessuna azienda sarda resterà indietro, le danno le soldano usato
telefonata domani a Antonio Tajani per fare il punto sulla devastazione lasciata dal ciclone Harry, cioè poi dopo compreso fu della Pamposto uno numero americano ma un ciclone mediterraneo, insomma, boh, la terapia linguistica. Arriveranno altri Harry, anche più violenti, costruiamo dove si può, e quindi esatto il ciclone la raccamare Trump, che schimus che sicuramente più di Antonello Pasini, bisogna rilocalizzare gli insediamenti, ma facciamolo subito. Si videolina un'intervista al fisico del clima. In arrivo una nuova manovra da 750 milioni, fondi per attrarre investimenti, agricoltura e sanità nella prossima variazione di bilancio. L'intervento sarà approvato in giunta a fine febbraio e dall'aula in primavera. Naturalmente se regione, cioè non aveva tancato come la finanziaria e già batte emendamento delle tancature, insomma, la variazione di bilancio. Dopo la giustizia il nostro obiettivo è il premierato, cioè che in questa pagina non vinta nulla ma l'hanno posto in che questa è Forza Italia che Gasparri in Cagliari, cioè quindi dopo la riforma della giustizia che era separata da carriera che ne puntare sul premierato. Ovviamente è una tendenza di un governo da destra, insomma, che va quindi a concentrare i poteri e a fare in modo che la magistratura sia obbediente al suo potere. Volevamo di no che aumento il volo, lo Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un'era. Si giocava a Cagliari-Milan, protagonisti di quel giorno raccontano l'ultimo infortunio e l'inevitabile retrocessione. Domenica 1 febbraio 1976 un urlo gela il Sant'Elia e la fine della carriera di Rombo di Turno. Perdete su Cagliari e quindi il tramonto sembrò più scuro e silenzioso del solito in quel giorno di inizio febbraio. Al Sant'Elia non erano ancora le 16:15 quando si chiuse un'epoca. Quasi nessuno dei circa 25.000 presenti, paganti e abbonati lo sapeva con certezza, men che meno uno dei tanti portoghesi che allora erano di norma un bimbo di circa 7 anni. Chi è morto? Domandò ignaro, meritandosi per tutta risposta a un ceffone dal padre. Gigi Riva era riverso sul terreno dopo aver lanciato un urlo che molti udirono anche prima che sullo stadio dei 60.000. Anche prima che nello stadio dei 60.000 calasse un silenzio di terrore. Era domenica 1 febbraio 1976, dal cielo imbrocciato cadeva qualche goccia di pioggia. Il più grande calciatore della storia rossoblù non avrebbe mai più giocato. Noia. L'ostrica sarda, una vera perla. In 10 anni la produzione nell'isola è passata da 5 a 300 tonnellate. Bene, ne siamo scontenti. Il settore sta vivendo un boom. Ora si punta ad un marchio. Può essere un'alternativa alla crisi della miticoltura. Allora, no che siamo in economia, infrastrutture, un'isola in deficit. Nei comuni più distanti dalle reti di comunicazione la ricchezza pro capite è più bassa, quanto pure che c'era a largo del Sacchetto 31, per fortuna noi siamo a 6 km, ma pare che non basta, stiamo sbagliati per la cosa. Confindustria, strade e ferrovie insufficienti frenano lo sviluppo e i redditi. Innamoro da innanzi, Cagliari di Pisacane ha spiccato il volo. Dopo la Juventus e la Fiorentina batte anche il Verona per 4-0.
intravede già la salvezza. Mazzitelli la sblocca, Chilicoy la chiude prima dell'intervallo. Nel finale anche le reti di Sulemana e Idrissi, tutti numeri insomma che sono giocatori di Aterue, e già classifica come este de Goi, vabbè, Battagallo partita da giocare, queste come Atalanta, Cremonese, Internet, Parma, Juventus, Torino, Lecce, Udinese, Roma. Comunque procomoda classifica il de Goi, Cagliari a 28 punti, praticamente este Zuedoiki, va bene, buono. Andiamo da innantisi, identikit della Malasarda, droga, armi e bande 2.0, il PG, patronaggio all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Dopo i sequestri la criminalità non è scomparsa, si è evoluta. Vabbè, certo sextortion, sempre più video diffusi in chat. Tra le vittime anche 2 bambini di 8 anni. Il web si trasforma in un'arma di ricatto e umiliazione, è un moltiplicatore di violenza. La criminalità che passa dal web non fa rumore, ma lascia ferite profonde. Nella relazione sull'anno giudiziario del procuratore generale Patronaggio segnala un aumento dei casi di estorsione sessuale e di diffusione non consensuale di video e immagini intime che coinvolgono minori, spesso sotto 14 anni. In molti episodi il materiale viene condiviso inizialmente tra coetanei in modo apparentemente consenziente, per poi finire fuori controllo, rilanciato in chat, usato per umiliare e ricattare, trasformando il web in moltiplicatore di violenza che sfugge rapidamente a qualsiasi possibilità di rimozione. C'è poi una via che sta a giro, è difficile da tornare a cancellare. Colpita da un ictus a solo 11 anni, mischinetta. Intervento miracoloso al Abruzzo. Gli esami immediati e l'operazione hanno permesso di salvare la bambina. Il direttore Marcis, emergenza affrontata con competenza e professionalità. Complimenti e grazie, poi hai salvato la vita a questa piccinella che voi è sfortunata, a tapito un ictus, a un nicandolo. Le faide, un codice che resiste, ora si uccide per affari e cocca. Questa è la stessa Nuova Sardegna, associata a l'articolo che a Polessi Sara, non solo omicidi, ma attentati, intimidazioni e tanta omertà. Giustizia svizzera, brutto spettacolo, e non crediamo sia cronaca italiana e svizzera, che insomma questa inchiesta che non fa che dopo questa discoteca che resta in lutta, veramente che sono così spenosa. Poi c'è l'altra Svizzera, quella che stiamo scoprendo in queste settimane, osservando il lavoro della Procura di Sion, a cui spetta il compito di indagare sul rogo di Capodanno delle Constellation, in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Una Svizzera, quest'ultima, che sembra avere scelto la lentezza come strategia e l'opacità come bussola. In un mese dalla strage, il Crans Montana, infatti, i ritardi e le carenze investigative si sono rivelati talmente gravi che il governo italiano, in segno di protesta, lo scorso sabato ha richiamato in patria l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornada. Si tratta di un atto forte che segna l'interruzione momentanea dei rapporti diplomatici tra i due paesi, cioè veramente, e certo poi stanno a mitizzando in Svizzera, partite mitizzare e basta. Tensioni Iran-USA, rischio escalation. Siamo sulla pagina internazionale, numero Kimbe, Unione Sarda in questo caso, esplosioni in
incendi e vittime, Teheran, incidenti, ma il dito è sul grilletto, cioè, vabbè, chiaramente, una sa che fino a si iscritti bene chi la cosa non è stato più gai. Blackout in Ucraina per un guasto, popolazione al cielo, sta giunto sul guasto sul bombardamento russo. L'Ucraina è rimasta per ore senza elettricità per un blackout legato ad un guasto tecnico nel pieno dell'ondata di gelo più dura dell'inverno, con temperature scese fino a meno 12 gradi a Kiev, mentre sul fronte diplomatico a Miami si sono svolti nuovi colloqui tra l'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev e una delegazione americana guidata dall'inviato speciale Steve Witkoff, così che coppia sa scorrere che li narrata Putin e poi che della sortare in americano, in inglese. Incontri che entrambi i presenti hanno definito produttivi e costruttivi, ma in vista del nuovo round negoziale oggi ad Abu Dhabi il leader ucraino Volodymyr Zelensky si mostra scettico. Senza un contatto diretto a livello di leader non si potrà raggiungere un accordo sulle questioni territoriali. Masukuku Kuman dai allargo. L'Europa in cerca di unità e difesa. Il PPE rilancia la sfida. I leader popolari, mondo più ostile, servono soluzioni e obiettivi concreti. Da un lato Donald Trump, dall'altro Russia e Cina, in mezzo la costante crescita dei populisti. Al vertice dei popolari a Zagabria il menù iniziale non è stato dei più promettenti. Una ventina di leader si sono incontrati nella capitale croata per tirare le fila sulle priorità da seguire da qui ad almeno i prossimi 12 mesi. Il senso di emergenza è stato subito evidente a tutti ed è stato messo nero su bianco nel documento redatto alla fine dei 2 giorni. Dopo questa questione sul populismo, Anna Leone, Trump, Salvini, Conte, eccetera, eccetera, sono correnne tutto lo scandalo sul populismo proprio da gente non ha idea. E in Occannamolo in sa cosa incredibile, insomma, questo caso Epstein, in un praticamente commerciaian femina, Epstein a so ricco, a so magnate americano. Il vice ministro Blanc non saranno più divulgati altri file per non intralciare le indagini in corso. Praticamente che rincucuzzare già basta che Trump che risulta che a tapito approccio del rapporto che non ha pestinella dei tre canoni, insomma, ma italiani. Una vergogna, scandaloso. Le vittime di Jeffrey Epstein non nascondono la loro rabbia di fronte ai nuovi 3,5 milioni di documenti pubblicati, nonostante le settimane di revisioni ed esami da parte del Dipartimento di Giustizia. La loro identità, denunciano, non sono state protette, mentre i nomi di chi ha abusato sono stati nascosti, palesemente frustrate e tradite da quel sistema che a loro avviso avrebbe dovuto tutelarle. Chiedono giustizia e verità, vogliono la pubblicazione di tutte le carte a disposizione delle autorità e i nomi di ogni responsabile e complice di Epstein. Battaglia, non ci fermeremo fino a quando la verità non sarà completamente svelata, hanno annunciato le ragazze. Il prossimo appuntamento per loro è l'11 febbraio, quando la ministra della giustizia Pam Bondi sarà sentita dalla Commissione Giustizia della Camera, un'audizione che si presenta in salita per Bondi, allontanata dall'amministrazione dal caso Epstein dopo vari passi falsi che hanno esposto la Casa Bianca a molte critiche. Il dossier dell'ex finanziere fa capo ora a Todd Blanche, il vice ministro della giustizia fedelissimo di Donald Trump, di cui era il legale personale.
accuse, eccetera, eccetera. Rodríguez su Venezuela, Caracas, la neopresidente ha proposto la scarcerazione dei prigionieri politici. Rodríguez annuncia l'amnistia generale in Venezuela. In Venezuela, il Venezuela guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, ha lanciato un nuovo segnale di apertura politica nel pieno della transizione seguita alla cattura da parte degli Stati Uniti del contestato presidente Nicolás Maduro. Il capo dello Stato ha annunciato di aver richiesto all'Assemblea nazionale di approvare una amnistia generale per i prigionieri politici e la conversione del carcere di El Helicoide, divenuto simbolo della repressione, in un centro sociale. Cioè praticamente abolire la galera, la galera in un Maduro che poniata tutti los che non la pensano neanche a isso. Epstein, altri 3 milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento USA. Nei documenti Elon Musk e il segretario al commercio USA Lutnick, puro Elon Musk, sia li piaghiassa spizzernetta. Proseguono i negoziati Iran e USA. Esplosione in un edificio, Rai dismentito, ma secondo alcuni media l'attacco statunitense potrebbe avvenire oggi. A Scattasuna e guerriglia urbana a Torino, 10 arresti, 11 agenti feriti, incendiata una camionetta della polizia. E qui in questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. E buona domenica naturalmente a tutti, Ciriaco ha augurato e noi ripetimos auguri del Ciriaco a tutti cantos e complimenti a Ciriaco che collabora, mi marca sempre, si fa qualche sbaglio, si fa qualche cosa che non si intende bene, figura da chi non bessini, no, io dai no che non mi innapizzo, ma adesso il microfono, come lo vedete, virmus il microfono, ma evidentemente este si spia adesso il microfono che non è funzionante e che in questo tancamo su site novella dei oie e non diamo l'appuntamento a casa aspettando comunque su carra seccare sfilata este su Battordichi e su Festival del Sospizzino, non mi pare che siete su da cassette, però non ne so sicuro o su Bindic comunque mi informo e poi lo acquisire. Bene, tancamo le oie barre